4 le giornate che restano ai padroni di casa per ridurre le distanze dal Montello, primo in classifica, partendo già da oggi, vincendo e andando a -1. Dal Palatezze, buonasera con udino omaggio per Roplos, per Arzignano, Conegliano. Marzotto, Iabre, si allarga a sinistra sulla parallela Matteus. Matteus ha spazio per servire Castrati che poi non controlla. La palla al numero 10, induce Zuccon e poi si accentra, 27 gol per lui. Numeri impressionanti, poi c'è il blocco di Zuccon, quindi Matteus trova profondo Castrati e poi resiste con il fisico. Castrati a rimorchio, Zuccon! Matteus, il palo da... Alla lunga a cercare Ziberi, la lettura in anticipo di Matteus. Poi c'è Castrati di fronte a lui, Matteus sceglie di andare da solo, Matteus passa, Matteus! Di fronte a Silvestrin che... Messa Conegliano di fronte all'area di rigore, c'è Iabre. Rimessa battuta lunga, rimbalza, c'è Imamovic che la domestica, poi si crea lo spazio per Ziberi che cerca 0-0 al Palatezze, 12:39 a fine primo tempo, calcio d'angolo con Cato, calza la testa, Tumiatti arriva! Matteus prende il pallone per questa rimessa, c'è Tumiatti che intanto va a dare un supporto, il tocco di Matteus per il 5, ancora dal numero 7, palla al centro, rischia quasi l'auto... Pepe Piccoli dall'altra parte, servito il numero 5. Poi alza la testa, aspetta un movimento, quindi ora Favaro, ancora dei Piccoli, riesce a servire in qualche modo Favaro, insidioso. Matteus, c'è Castrati che poi si stacca, tutti fuori dall'area di rigore, quindi ora Iabe trova proprio Castrati, destro insidioso. Favaro, Imamovic di prima intenzione ad uscire dalla pressione, quindi ora Favaro sulla sinistra, Favaro col mancino, il palo esterno. Lo attende Ziberi, il duello tra due numeri 10, Z contro Z. Due dei 3 migliori marcatori del campionato, non dimentichiamo ovviamente Leandrino, intanto Castrati va via con un grandissimo numero Silvestrin, che azione di Castrati, era arrivato anche il raddoppio, Castrati si gira, rifila un tunnel al diretto avversario, da incorniciare attraverso una mix card di Roplos, questa azione del numero 15 dell'Arzignano. Trovate come sempre tutte le informazioni in descrizione. Tumiatti ancora al duello, Ziberi e poi alla fine la palla viene allontanata, non sorpassano il muro di maglia giallo-blu i giocatori dell'Arzignano. Attenzione ora da terra, Tumiatti, il mancino che si insacca sul secondo palo al termine di un'azione caotica, confusa. Trova la firma del gol dell'1-0 il numero 5 Leonardo Tumiatti, dopo 5:45 si sblocca l'incontro al termine del primo tempo. Mentre Iabre a destra con calma dove c'è Concato, ancora il capitano, poi si ferma sulla sinistra, ora è partito Concato che vince un rimpallo al limite, Concato verso la porta, 2 volte Concato. Si appoggia Iabre, Tumiatti che fin qui sta decidendo il match, 1-0, Iabre intanto accelera così su Carbuccio sulla destra, va via sulla laterale, Iabre la conclusione, mentre intanto si sono alzati 3 uomini nella panchina dell'Arzignano, intanto la palla profonda, l'1-2 con Castrati insegue Matteus, poi Matteus vince un rimpallo, alla fine ci arriva per primo Ziberi, quindi proprio Imamovic a riconquistare questo pallone, ancora il 17 contro il 7 nel duello, il destro di Imamovic in pressione, costretto poi a tornare all'indietro, attenzione la palla profonda per Matteus, straordinaria lettura di Silvestrin, il resto palla al 17 che cerca il compagno dalla parte opposta, la deviazione, resta 2 metri Brusaferri, allora Matteus va a sinistra dove c'è Zuccon, Iabre palleggia l'Arzignano, ancora Zuccon, attenzione perché è partito Negro, Zuccon alza la testa, è un tiro! Che gol ha fatto Gianluca Zuccon dalla propria metà campo! Sorpassa così Silvestrin, il destro che si insacca sotto la traversa, straordinario, strepitoso il gol di Zuccon, 2-0. Perché dalla parte opposta Veiseli, resta alto l'Arzignano con Iabre, ancora Veiseli che adesso di fronte alla propria area di rigore concede palla a Matteus, una finta, sterza Matteus, trova Iabre all'interno dell'area di rigore, il piattone di Iabre, piede Arzignano con Tumiatti, arriva come un treno sulla destra, Iabre servito dal numero 5, Iabre sul primo palo, Silvestrin, palla ancora viva, Iabre, Tiberi. Uno sguardo in area, si è appena inserito il capitano, palla al limite, ora scarico, Favaro il controllo, Favaro verso la porta, Marzotto, miracolo e poi il in 2 su di lui, la palla che però sfila e quindi ora si lancia verso la profondità dei Piccoli, serviti invece a sinistra, Finato cerca il primo, Zuccon, parte al numero 7, il tocco per Zuccon che arriva alle spalle, ora il blocco su Imamovic, Zuccon cerca ancora al centro Brusaferri, capisce tutto Matteus e quindi può uscire adesso l'Arzignano, Zuccon a sinistra con il suo capitano Iabre, palla in mezzo dove ci arriva Castrati, dare il controllo, palla che invece rimbalza, quindi Ziberi addosso a un uomo e poi palla che termina tra le braccia di Marzotto che lancia subito il numero 10, Zuccon contro Favaro, gli nega la gioia del gol e allora Favaro conduce, cresce la tensione da parte di entrambe le squadre, l'Arzignano che vuole portarla a casa, il Conegliano vuole riprenderla, 2 gol di svantaggio, sappiamo che è pochissimo nel futsal, attenzione, Favaro palla al centro, Finato litiga col pallone, Matteus
Esce Veiseli, Matteus va lungo a cercare la fisicità di Castrati, tenuto lì da Ziberi, ma Castrati poi vince il duello. Castrati, Ziberi resta alto Favaro, adesso Brusaferri, la pressione di Castrati, Brusaferri trova proprio il numero 8 in maglia viola, Favaro sulla destra allarga, Finato l'uscita di Marzotto, sempre con il power play conegliano. Resta tutto chiuso l'Arzignano, la squadra biancorossa, attenzione a Veiseli, ora Finato a cercare il primo palo, Marzotto, poi il destro di Matteus che passa a un soffio. Da Ziberi arriva la pressione di Iabre, quindi palla che sfila tra le braccia di Marzotto, va subito lungo a cercare Gianluca Zuccon di fronte a Favaro. Il gol che chiude definitivamente la partita, il rilancio di Marzotto, Zuccon è tutto solo, la mette giù e poi cerca e trova il secondo palo, quindi 3-0. Ora finisce così, l'Arzignano esulta assieme al Palatezze, assieme al popolo biancorosso per questa vittoria sofferta, voluta, centrata e portata a casa. 3 punti fondamentali per la squadra di mister Sebastiano Luciano, che adesso è a -1 dal Montello.